il 25 aprile, a distanza di tanti anni, giusto ricordare questa festa perché cosa rappresenta per il nostro paese? Beh, il 25 aprile è l'inizio della nascita della Repubblica Italiana, fondata su una Costituzione che garantisce democrazia, uguaglianza, solidarietà. E quindi è evidente, se non ci fosse stato il 25 aprile, data simbolica evidentemente tutto quello che precede, non saremmo arrivati a un paese come quello che abbiamo. Per carità, ci sono tanti difetti anche nel nostro paese, ma di certo non abbiamo più la dittatura. Oggi più che mai il valore di libertà è un valore che va ribadito e non dato per scontato, alla luce di quanto ci sta accadendo molto vicino al nostro paese e in Europa. Eh sì, se pensiamo che tra la Val d'Aosta e la Sicilia c'è più o meno la distanza che abbiamo tra noi e l'Ucraina o Ucraina che dir si voglia, capiamo che abbiamo la guerra in casa. Ecco, purtroppo devo dire questi valori di libertà non solo per quello che stiamo vedendo adesso, ma in molti paesi non ci sono. Ecco, c'è divieto di esprimere la propria opinione in molti paesi, la Turchia, la Russia, tanto per dire. E poi appunto assistiamo a questa vicenda veramente drammatica e che coinvolge il mondo fondamentalmente. Ci sono tante guerre dimenticate ed sarebbe importante curarsi anche di quelle, ma questa effettivamente in Europa coinvolge praticamente il mondo, i grandi poteri economici, politici, devi temere anche strumentalizzazioni, devi stare attento, insomma, perché comunque di fatto c'è un popolo che è uno Stato dimostrato libero, insomma, che è stato invaso fondamentalmente, indipendentemente da contestualizzazioni o meno, stiamo assistendo a una cosa a cui non avremmo pensato mai di assistere in Europa. Un evento storico, un passaggio storico che anche all'interno di ANPI nazionale ha creato dibattito con delle uscite da parte del Presidente che insomma sono state fortemente contestate dalla sua vicepresidente, parlando proprio di libertà e ricordando quello che fecero i partigiani. Sì, diciamo che Albertina, che conosco, ammiro, tra le altre faccio parte del consiglio di amministrazione del Cervi, non l'ha contestato duramente, ha evidentemente messo i puntini sulle i. Ci sono state strumentalizzazioni da parte di tante forze politiche sulla singola parola. Io credo che si sarebbe dovuto stare molto più attenti alla comunicazione e sul discorso delle armi sì, armi no, così evidentemente ci sarebbe da dire. Ecco, quindi Albertina ha espresso un'opinione che alcuni altri anche a livello di congresso nazionale avevano espresso. Ecco, non c'è un dissenso perché di fatto i valori sono quelli e ci crediamo tutti. In questa strategia ci sono delle diversità di opinioni e su quello si sono buttati evidentemente quelli che non amano l'ANPI, insomma, fondamentalmente. A proposito di libertà, in questi mesi abbiamo assistito anche a tante manifestazioni Novax che come leitmotiv citavano quello della dittatura sanitaria, facendo facili paragoni con il fascismo e Mussolini. Insomma, forse è una distortura la loro lettura della storia. Assolutamente, insomma, è il discorso, ci sono delle cose che vanno al di là della libertà individuale, nel senso c'è un articolo 32 della Costituzione sulla tutela della salute, quindi evidentemente qui c'era un principio fondamentale di tutela della salute dei cittadini italiani e strumentalizzare, anche qui è una strumentalizzare la guerra di liberazione, la resistenza, i partigiani per una cosa assolutamente assurda e terribile anche e fonte di pericolo grave è veramente sì, una cosa che assolutamente da disapprovare, con violenza poi anche, con una manifestazione anche violenta, quindi capirai se. Tornando al 25 aprile, siamo in un luogo scelto non a caso, l'Università di Padova, ricorrono gli 800 anni, Università di Padova che nel 1945, insomma negli anni poi, gli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, fu centrale nella resistenza e poi anche per il suo ruolo per la caduta del fascismo, con la figura di Concetto Marchesi. Sì, ma non solo, perché dopo l'8 settembre nasce subito il CLN Veneto, il Comitato di Liberazione Nazionale, con Egidio Meneghetti, il grande farmacologo che perse moglie e figlia in un bombardamento nel dicembre del 1943, Concetto Marchesi, Silvio Trentin e ancora altri. Concetto Marchesi lanciò poi il famoso appello agli studenti quando fu costretto ad andarsene in esilio dopo che aveva inaugurato l'anno accademico minacciato dai fascisti, ma difeso evidentemente da chi lo ha sostenuto, era rettore in quel momento, se ne andò
andò, poi con questo appello agli studenti fondamentale. L'Università di Padova ha perso molte persone, sia docenti che ragazzi, c'è una lapide proprio all'ingresso dell'altro cortile, qui siamo nel cortile antico, quello storico, e quindi è l'unica università italiana, è una delle 3 europee che è stata decorata di medaglia d'oro al valor militare. Ecco, questa è una cosa molto importante, oggi con gli 800 anni anche questo è un grande merito della nostra università, dove mi sono laureata anch'io. Cosa si sente di dire, l'ultima domanda, ai giovani che magari questa festa la leggono solo sui libri di storia e non la comprendono appieno, non la conoscono forse così profondamente come le vecchie generazioni, insomma, che in parte se la ricordano anche? Allora, io direi ai giovani di guardare cosa succede in Francia il 14 luglio, perché il 14 luglio, che è la caduta della Bastiglia, data da molto più anni che non la nostra liberazione, e loro festeggiano ogni anno tutta la Francia il 14 luglio, quindi perché è un dato fondativo anche quello. Ecco, sarebbe bene che si studiasse meglio e di più la storia a scuola e che si capisse il valore di quello che è stata, perché giustamente se ci fosse rimasta la dittatura fascista i giovani non avrebbero potuto fare quello che stanno facendo talora anche eccedendo adesso.